Siamo insieme al dottor Riccardo Sumschi, sindaco anche del comune di Santa Lucia di Piave. Allora, lei nel corso dell'emergenza coronavirus, in qualità di medico, curando i suoi pazienti, ha avanzato anche alcune ipotesi su come trattare il virus, andando un po' in controtendenza rispetto a quello che comunemente si pensava fosse giusto fare. Diciamo che all'inizio il virus ci ha un po' spiazzato per la gravità dei casi che finivano intubati in rianimazione, ma io mi sono messo a studiare, non ho inventato nulla, ho studiato la letteratura internazionale in Cina, ma anche in Francia soprattutto, dove c'era il professor Raoul di Marsiglia che aveva già fatto una sperimentazione utilizzando il Plaquenil, il famoso, l'azitromicina e il cortisone con buoni risultati. E mi sono detto, ma mica devo aspettare che diventi grave il mio paziente, devo cercare di aggredirlo prima, siccome non c'è molto in giro provo questa terapia, con ottimi risultati devo dire fino ad oggi. E come mai quindi finora le indagini cliniche non hanno fatto un po' fatica a isolare la soluzione a livello polmonare? Perché il virus, c'è stato un errore di partenza che è quello di dire fa una polmonite e si muore per la polmonite. Non è vero, la polmonite era quello che si vedeva sulla radiografia e era accompagnata alla tosse, invece il virus provoca una grande infiammazione, una risposta infiammatoria dell'organismo che determina tutta una serie di complicanze cardiovascolari e anche tromboembolie. Questo mettono l'organismo in difficoltà e lo portano quindi anche poi portano a questi casi di decessi, anche persone anche non piene di altre patologie. Se si riesce a intervenire su questa infiammazione, che il nocciolo è questo, si riesce a ottenere degli ottimi risultati. Così è stato nella mia esperienza, ma ho visto che adesso molti colleghi anche in giro per l'Italia e per il mondo stanno raccogliendo queste testimonianze senza voler dire che questa è la soluzione del problema, ma quantomeno questa è un'arma da usare. C'è chi però ha dissentito inizialmente rispetto alle sue metodologie. Certo, perché l'utilizzo del Plaquenil, che è un derivato un antimalarico, attualmente si è indicato solo per l'artrite reumatoide, non certo per questa patologia, però siccome ha un'azione antinfiammatoria, non a caso quelli che hanno l'artrite reumatoide, pochissimi hanno avuto la malattia, quindi se c'è qualcosa, perché già usavano il cortisone, usavano già questi farmaci antinfiammatori, d'altronde anche uno iniettivo particolare che viene usato in sperimentazione è un antireumatoide, quindi questa è la strada, almeno per il momento a conoscenza, poi adesso c'è l'utilizzo dell'eparina. Insomma, usarla attaccandola con un antibiotico metteva a riparo da alcune complicazioni polmonari, ma non era la soluzione. Quindi adesso le reazioni che sta ottenendo dall'ambiente medico sono positive, anzi la stanno contattando in parecchi. No, vabbè, insomma, quando ci siamo messi a studiare, che io non penso di essere un genio, molti altri sono arrivati su questo. C'è la paura anche dell'utilizzo degli effetti collaterali di questi farmaci, del Plaquenil, però in un breve periodo come viene usato, perché non si usa più di minimo 6 giorni, poi uno può andare 10-12 giorni in base alla frequenza, perché o si risolve o si deve passare ad altro, e non è che ha questi effetti collaterali. Su pazienti complicati che hanno problemi cardiaci bisogna stare attenti a un'alterazione del ritmo cardiaco, però insomma, sapendolo usare e sapendo che paziente hai, e questo il medico di famiglia è avvantaggiato perché conosce la persona, non glielo dà senza sapere cos'altro ha, conosce la storia. Io non ho avuto complicazioni di nessun genere, per carità. Non ho 100.000 pazienti trattati, ma la ventina che ho trattato, adesso un paziente, collega medico che ho curato non di qua, da lontano, mi ha mandato il certificato che lui è guarito, non è più positivo nemmeno, quindi mi ha ringraziato e quindi sono molto felice di questo. Quindi in questo periodo diciamo, può essere che siano esagerati, sufficienti, insufficienti i mezzi che stiamo utilizzando per prevenire tutto questo? Io dico molto francamente, mi sembra esagerato lo stato di polizia che è stato messo in piedi, le precauzioni per diffondere, ma è chiaro, se uno ha un'influenza nessuno di noi va a abbracciarlo perché non vuole prenderla, quindi nelle malattie virali bisogna mantenere le distanze. Da questo ad arrivare a correre dietro a uno che se ne vada solo per i campi mi pare che sia esagerato moltissimo. Infatti lei ha anche scritto una lettera aperta a Conte proprio ieri. Certo, perché adesso dobbiamo anche pensare, noi vogliamo riaprire anche molte attività, ma i genitori che già vengono da 2 mesi, cioè io avere un bambino, fare il lavoro da casa, smart working, fare le lezioni, cioè gente, io adesso comincio a fare psichiatra, psicologo, bisogna aiutarli a superare questo. E domani se riprendono a lavorare i bambini dove li lasciano? Anche come amministratore noi stiamo pensando, dobbiamo mettere in piedi i centri estivi, che è un servizio alle famiglie,
non sappiamo se possiamo farli. Ho scritto questo, insomma è ora di finirla, anche tutte queste conferenze stampa, teatralità, fare spettacolo. No, non è informazione, anch'io scrivo sul mio bollettino, il Facebook del comune, qual è la situazione, ma non faccio spettacolo, invito la gente a rispettare le regole, a tenere duro che ce la faremo, dicendo come stanno le cose, perché abbiamo 21 contagiati su 9.300 abitanti a Santa Lucia di Piave, no, migliaia. Al 31 gennaio i morti erano uguali a quelli dell'anno scorso, di fronte a un'epidemia clamorosa, qualche morto in più, uno se lo aspetta, o ci hanno preso per fessi tutti?